Buona giornata e ben ritrovati con 7 in punto. Apriamo anche questa mattina la giornata informativa di Telepadova 7 Gold, mezz'ora di approfondimenti, poi nel corso della giornata i nostri notiziari con spunti da tutto il Triveneto. Nel Veneto in particolare invece ci soffermiamo questa mattina con uno sguardo particolare al Veneto sostenibile. Si può fare, Guida Veneto Sostenibile, 200 piccole e grandi opere da scoprire, il libro che è stato curato nella sua redazione da Michele Boato. Buona giornata. Buongiorno a tutti. L'occasione appunto per parlare di queste opere che sono sotto gli occhi di tutti, se vogliamo, ma molto spesso non sono conosciute. Non sono conosciute. Cose bellissime, per esempio a Mestre, di cui si parla sempre male, eccetera, usciti dalla stazione, fate 200 metri a sinistra, fate un sottopasso pedonale e trovate in via Giustizia, che è lì attaccato, un tetto verde, uno dei pochissimi tetti verdi d'Italia. Ce ne sono molti in Inghilterra, in Svezia. Cosa vuol dire tetto verde? Vuol dire che l'edificio ha tutta la copertura sopra fatta a parco, a orto una parte e al giardino, e lì c'è una coibentazione naturale fatta dalla terra che è straordinaria. Quel tetto verde lì è proprio l'ufficio del verde. Ecco, sono un ufficio pubblico, quindi è comunale. Un ufficio pubblico, voi andate lì, non lo vedete dalla strada, lo vedete se passate col treno, però potete entrare e chiedere di andarlo a visitare, si va sopra. Ecco, i mestrini assolutamente non lo sanno, così come i padovani non sanno che a Padova c'è il più grande tetto fotovoltaico d'Italia, uno dei più grandi d'Europa. Che ha una potenza, sviluppa una potenza decisamente importante. Enorme, 12,3 megawatt, che vuol dire come 12 centraline che magari fanno danni se bruciano vicino alle case. Queste invece hanno coperto gli industriali, una ventina di edifici di fabbriche, insomma, o di magazzini, e poi 13 pensiline, tutte di fotovoltaico, e non solo non hanno danneggiato, ma hanno anche risolto dei problemi di amianto, perché hanno sostituito l'amianto col fotovoltaico, e sviluppano questa potenza che usano praticamente loro stessi, perché negli uffici, l'illuminazione. Padova è la capitale del fotovoltaico, ma non lo sa. E perciò bisogna conoscerlo, perciò il sottotitolo è Guida al Veneto Sostenibile, perché è l'invito ad andarle a vedere queste cose, a conoscerle. 200 opere potevano essere e potranno essere anche di più, scoperte in che modo, un po' alla volta? È una decina d'anni che io raccolgo questi materiali, sento una cosa interessante, magari un trafiletto su un quotidiano, telefono a una persona di quel paese, mi metti in contatto con il gruppo locale, con l'assessore. Così è successo con gli Ammessi del Piovego di Padova, per esempio. Leggo un trafiletto che ci sono questi matti che stanno spalando per trovare la scalinata, ed era così. Al portello c'era un quadro del canaletto che mostrava il portello con due bellissime scalinate. Lì arrivava il Burchiello da Venezia, ma non c'erano più, c'erano delle colline di terra, anche un po' brulle, e il comune non sapeva nulla. C'è voluto uno storico, Bresciani Alvarez, padovano, a dire: ma qui ci devono essere ancora, perché non sono mai state demolite. E un gruppo di volontari, gli Ammessi del Piovego, che esistono ancora, che portano la gente in barca nel Piovego. Uno ne abbiamo anche in regia, tra l'altro. E quindi è la verifica che non sto farneticando, e si mettono con le pale per giorni, finché, scavando 1,5 metri di terra, a mano non è poco, trovano il primo gradino. Trovato il primo gradino, ecco che l'assessore si convince e il lavoro prosegue anche con l'aiuto dell'amministrazione. Ebbene, chi adesso passa al portello vede queste scalinate e non si sogna neppure lontanamente che quella è opera di una riscoperta, che un tempo, insomma, per quasi 4 secoli è scomparsa. Ecco, ci sono altrettanti esempi, diciamo, di compartecipazione della gente a questa sostenibilità delle opere che troviamo? Il grosso del libro presenta non tanto azioni di volontariato, quanto azioni, sembra strano che lo dica un ambientalista, di imprenditori, cioè agricoli piuttosto che hanno lavorato bene. Cioè, il senso di questo libro è dire: guardate che ci sono un sacco di cose, architetti,
che lavorano bene e che invece di danneggiare l'ambiente lo migliorano addirittura. Allora, parliamo di architettura, per esempio. E cominciamo da lontano. E cominciamo da lontano, cominciamo dal 1500, quando Galilei era qui a Padova, e viene e sente, leggendo un libro del Palladio, tra l'altro, che sui colli Berici, monti Berici veramente, a Custozza di Longare, quindi un paesino molto a sé stante, dove non si passa se non si va apposta, ci sono una serie di ville, 6 ville, che vengono rinfrescate non con sistemi a vento, eccetera, ma portando l'aria con dei canali che si chiamano ventodotti, che si rinfresca da sotto le colline, da sotto i monti, e che si chiamano covoli. Sono delle caverne naturali, ma non era naturale il fatto che queste caverne, con l'aria sempre a 13 gradi, sempre d'estate e d'inverno, a 13 gradi d'estate è un bel fresco, e lo hanno fatto arrivare al pian terreno delle ville, hanno aperto delle imboccature larghe circa 1 metro con un grigliato, e l'aria fresca arriva. Galileo non ci credeva, è andato, ha voluto dormire a fianco a una di queste, si è preso la pleurite. E poi ha rinfacciato per tutta la vita questi signori che l'hanno danneggiato. C'è addirittura una targa un po' ironica nella villa, sono 6 queste da schio, eccetera, nella villa dove è successo questo fatto. Ebbene, oggi alcuni di questi ventodotti hanno dei problemi perché sono un po' crollati, eccetera, e il comune sta discutendo di dare una mano a questi che sono privati, e perciò il ventodotto che si rompe c'è un po' di difficoltà perché c'è una spesa, ecco che lì il privato e il pubblico potrebbe, nell'onda delle ville venete, sappiamo che l'istituzione Ville Venete è nata proprio così, perché i privati e la regione assieme le restaurino, perché il privato da solo spesso le lascia decadere, hanno troppi soldi, e lì per esempio è un altro posto da andare a visitare. Domanda, è anche uno degli scopi del libro quello di far emergere questo, proprio per anche favorire, se vogliamo, un po' il dialogo tra pubblico e privato? Tra pubblico e privato. Non a caso, se voi vedete, l'introduzione me l'ha data il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Ciambetti, che quando ha saputo che c'era questo libro si è fiondato proprio a dire ma questa è la mia filosofia. È la sua filosofia, perché a San Rigo, nel suo paese, hanno rifatto un bosco, c'è una sezione di questo libro che è sul restauro della natura ambientale, e parlo dei boschi che sono stati fatti rinascere. Cioè questo libro non dice quanto sono belle le Dolomiti o quanto sono belli i boschi naturali, eccetera, ma quanto sono belli anche i boschi che non c'erano più, tipo quello di San Rigo, di cui si parla poco, perché è una piccola pezzamento, ne parla lui nella introduzione, ma per esempio a San Stino di Livenza, quasi in Friuli, ecco che lì il sindaco di allora, che Marcello Basso, fa un'azione interessantissima e ricostruisce 2 boschi che erano stati distrutti nell'indomani della Seconda Guerra Mondiale, per dare la possibilità alla gente di far legna perché moriva dal freddo e di fame. Ok, c'è stata un'opera giusta in quel momento, ma avete distrutto una parte della natura. Bene, c'è stato 20 anni dopo, 30 anni dopo, siamo negli anni 80, una volontà politica di un comune e una volontà della popolazione fortissima. Io sono andato all'inaugurazione di quei 2, inaugurazione si fa per dire, insomma, di quei 2 boschi, che è stata una lettura di testi veneti, insomma, che ci stavano lì dentro, letti tutti in dialetto, un po' rovigotto, un po' padovano, un po' veneziano, e abbiamo visto rinascere un bosco. Ecco, questi boschi da far rinascere stanno diventando anche un progetto della regione in questo momento, cioè entro 10 anni raddoppiare i boschi di pianura. Ed è una costante questa, appunto, oltre che del progetto, anche nel libro si ritrova un po' in tutte le province, perché Michele Boato ha suddiviso perlomeno l'indice complessivo per la parte, si fa un giro provincia per provincia. In fondo sì, c'è l'indice dei luoghi e si vede quante cose ci sono in provincia di Treviso, quante in provincia di Padova, di Belluno. I boschi, dicevo, gli esempi legati ai boschi sono un po' dappertutto. Ce ne sono dappertutto, noi li troviamo anche in città. A Mestre per esempio c'è stato un assessore, Zorzetto, che ha lavorato per ricostruire il bosco di Mestre, che era anche lui praticamente stato violentato per la prima guerra mondiale invece che per la seconda, per fare le trincee sostanzialmente del Piave. E poi ancora i boschi che crescono e che sono così
difesi dalle popolazioni. A Gaiarine ce n'è stato uno recentemente, la Restera, e qui se ne parla, e siamo anche qui ai confini col Friuli, e poi sul Sile l'oasi di Cervara, cioè la popolazione si innamora di queste oasi e le fa diventare più boschi di quello che erano magari 10 anni fa. E a Verona, anche? A Verona la cosa bella è il lavoro che sta facendo soprattutto Lega Ambiente col Comune. Anche qui dico col Comune perché le amministrazioni cambiano, passano dal centro-sinistra al centro-destra, alla Lega, ma il lavoro continua, perché la forza della Lega Ambiente in questo è stata grande, far vedere come tutta la cintura delle mura e delle fortificazioni, che sono anche boschi, che è anche verde. Cioè Verona era chiusa dall'Adige, che fa una grande curva, però nella parte sud, quella che va verso la stazione, era chiusa dalla cinta delle mura. Se uno scende dalla stazione di Verona vede una porta, una grande porta, quella fa parte delle grandi mura di Verona. C'erano 3 livelli, ma quella è il livello più grande. Bene, un lavoro di ripristino per togliere il disastro che c'era fino a 10 anni fa, le erbacee, non si poteva, la malattia che poi nascevano da questa, la prostituzione che albergava lì, il tossicodipendente, e per far tornare alla città questa cosa che è bellissima, e questo a Verona credo sia già una realtà per il 60% e il progetto sta continuando. Apro e chiudo una parentesi, si parla di opere, pensando a una grande opera che non c'è nel libro, non può esserci, quella del passante di Mestre, quindi una traccia autostradale. Era stato annunciato a suo tempo appunto il passante verde. Altre iniziative. Queste sono speranze, possibilità, qualcosa che cresce? Non voglio non si può parlarne perché... No, più che altro è legato al fatto se sostanzialmente grandi opere e sostenibilità era in qualche modo un qualcosa auspicabile o è concretezza? Le grandi opere, quelle necessarie, si potrebbero fare spesso meglio, come il passante si poteva fare con molto meno impatto, come la Pedemontana. Io non voglio il cerotto, cioè va bene anche il cerotto dopo la grande opera, però è meglio fare meglio la grande opera. E allora invece qui si parla di una grande opera che non si vede, enorme, bellissima, e non è il Mose. È sul Delta del Po, il capitolo secondo me più nuovo di questo libro, anche se parla di una cosa che è successa negli anni *80, è il capitolo che risponde alla domanda come mai il Po non alluviona più, non ci sono più le alluvioni sul Delta, come mai? È molto interessante. Non se lo chiede nessuno, eppure da 30 anni non ci sono più le alluvioni del Po. Bene, parliamone un secondo, perché allora si capisce come si fa una grande opera. Bene, lì c'era il magistrato del Po, lì c'erano queste continue alluvioni, non solo quella del 53, la più grande, ma ogni anno, 2 o 3 all'anno, l'isola della Pila, l'isola di Donzella, disastri continui, eccetera, eccetera, e il progetto di cercare di rispondere. Il progetto vecchio, scemo, era quello di alzare gli argini, sempre di più, sempre di più. Il progetto invece che con grande fatica ha vinto, ha emerso, era quello di un ingegnere appena arrivato, allora giovane, adesso sta andando in pensione in questi giorni, ma allora giovane, Bortolotto, Alessandro, di cui parlo nel libro, e questo ingegnere studia i motivi per cui il Po esonda e si accorge che il motivo principale era una curva ad angolo retto che faceva sì che la corrente sbattesse addosso e alluvionasse non solo l'isola della Donzella dove c'era la centrale di Porto Tolle, ma anche l'isola poi di Rimbalzo, l'isola a sinistra della Pila. Bene, lui lavora con grande fatica per anni a progettare il cambiamento di questa curva per farla diventare dolce, crea poi quando vincerà e lo farà il lavoro, crea un'isola che adesso è un'oasi del WWF, e da allora in poi, attenzione, mentre dal 51 al 76 ci sono state 50 alluvioni, quindi in 15 anni 50, pensate, in 25 anni, chiedo scusa, 2 all'anno, in 25, poi fatto il lavoro, quindi siamo alla fine degli anni 80, un lavoro che lui ha fatto contro tutto e contro tutti. Il livello di piena del Po è continuato ad andare una volta o 2 all'anno a quei livelli, ma, scusate, le piene erano di quel tipo, ma il livello di piena lì è calato di 1,20 m.
e le alluvioni non ci sono state più. Io spero non ci siano neanche in futuro, ma intanto vediamo che ci sono alle spalle nostre 30 anni di risultato. Ebbene, questo capitolo, ecco perché il Po non inonda più il Polesine, io ho chiesto a questo ingegnere, ma fanne un libro di questa cosa, perché è un'epopea delle grandi opere, quelle vere, quelle giuste, non quelle sbagliate. Che portano risultati concreti. Io l'ho sottotitolato 200 piccole grandi opere, perché sono quasi tutte piccole quelle di cui parlo, però un tetto fotovoltaico, come abbiamo detto, o un delta del Po che non si alluviona più, se permettete, hanno la dignità di una grande opera. C'è anche un campanile fotovoltaico, se c'è un campanile eolico. Eolico che all'Endinara c'è stato messo un piccolo rotore eolico, piccolo, in verticale, non le pale enormi che possono fare danni, e lì collegato, adesso era in corso di lavoro quando io ho fatto il libro, per cui spero che sia a questo punto funzionante, per esempio l'orologio, per esempio l'illuminazione della chiesa direttamente con questa. L'energia eolica funziona solo quando c'è il vento, giustamente, e deve essere collegata in rete, perché non può esserci sempre il vento quando hai bisogno. È come il fotovoltaico c'è quando c'è il sole, ma se tu lo colleghi all'eolico, ecco che magari di notte c'è il vento e di giorno c'è il sole, e se tu queste cose le lavori con intelligenza puoi arrivare a una situazione interessante, insomma, quasi completa. Chi ci ascolta è invitato a prendersi nota anche di questi discorsi e pensare proprio al proprio territorio, perché è molto bello nelle presentazioni del libro di Michele Boato, sostanzialmente porta delle descrizioni di queste opere, ma si nutre anche di quello che in qualche modo viene portato. È capitato, è da fine agosto giusto che è pronto il libro, quindi ci sono state un po' di presentazioni. Tu lo presenti e parli di un'agricoltura biologica eccezionale, e presenti sono due contadini che dice: vieni nei miei campi e troverai le siepi, gli alberi, e ti accorgi che sono molte di più. Io dico 200 perché sono quelle che personalmente ho conosciuto, e non potevo riportare 200 casi solo di agricoltura eccellente, 200 forse no, ma un centinaio nel Veneto ce ne sono, stanno crescendo. Però ci sono i frutteti che ricostruiscono la frutta che stava andando persa, e ci sono anche in paesi spersi. A Revine Lago c'è un frutteto di questo genere, un altro ce n'è a Fregona, un altro a Monselice. Magari piccoli, a Monselice faremo una festa col comune in primavera, presentando il libro, e nel frutteto proprio di cui si parla, e questi piccoli frutteti poi stimolano altri agricoltori a dire: datemi i semi e anch'io riprendo quelle mele, quell'uva, eccetera eccetera, che mi ricordo che mangiavo da bambino e pensavo che non ci fosse più, e non c'era più, perché sono andati in cerca per caso dall'ultimo che le aveva, e poi hanno fatto dei lavori. Ecco, queste cose sono molto molto gratificanti anche. La canapa prende piede? La canapa no, io storicamente so che ce n'era molta, e soprattutto nel Zoldano. Ho fatto una ricerca nel Zoldano in particolare, volevo parlarne, ma l'hanno persa la coltivazione della canapa. C'è uno studio, anzi 2 libri proprio solo sulla canapa del Zoldano, e ho detto magari sta riprendendo, e ancora no. Ci sono molti pregiudizi, canapa, cannabis, droga eccetera, molte attenzioni da parte appunto delle autorità pubbliche, per cui fa fatica a riprendere. Sta riprendendo in Puglia, sta riprendendo in altre regioni, nel Veneto non mi pare abbia, però magari non lo so, e se qualcuno me lo. Io volevo, se tu potevi dare la mia mail, perché questo libro noi non lo diamo nelle librerie, perché poi si perde e non si trova neanche. Lo stiamo distribuendo a migliaia di copie a un prezzo molto basso, insomma 10 euro, sono 200 pagine, quindi è un prezzo quasi di costo, però dovete chiederlo a me via mail, Michele Boato, tutta una parola, @tin con la n di Napoli.it. Benissimo, quindi adesso nei minuti che mancano ci sarà modo appunto, perché altrimenti non sapete come trovarlo. E una decina di minuti ancora di chiacchiere che vanno via veramente veloci, quindi è l'occasione di parlare anche di altri argomenti sempre contenuti, per esempio capitoli dedicati alla fitodepurazione. Sì. Altri esempi validi presenti. Il Veneto è la regione che ha più fitodepurazione d'Italia, non si conosce neanche la parola quasi. Fito vuol dire piante, depurazione dell'acqua con le piante. Avete lavorato bene come ambientalisti e anche allora come assessore regionale, ha fatto un lavoro molto forte. A metà anni 90.
Eravamo nel 93-94, abbiamo fatto un convegno a Venezia, nella sala di San Giovanni, non mi ricordo come si chiama, e abbiamo parlato della fitodepurazione, portando lì esperienze che non erano venete, venivano dalla Toscana e dall'Emilia Romagna, da Podigoro, dall'Emilia Romagna. Ebbene, sono partiti 200 progetti, ne sono arrivati in porto 20, ma ci sono 20 situazioni che qui descrivo, cioè nomino tutte e ne descrivo alcune. Sì. Le due più grandi sono in Laguna di Venezia e qui sono fotografate. E la cassa di Colmata accanto a Fusina, voi arrivate al termine di Fusina dove si può prendere anche un vaporetto, ve lo consiglio per andare a Venezia arrivandoci via acqua invece che via terra, è bellissimo, c'è un vaporetto ogni ora, ogni mezz'ora d'estate, e lì di fronte avete una cassa di Colmata, cioè una ex Barena che doveva diventare la terza zona industriale. De Michelis era il suo sogno, è stata stoppata dal fronte per Venezia dopo l'alluvione del 66, da Montanelli, insomma da un sacco di gente d'Italia nostra, è stata stoppata ma era rimasta un po' così, un acquitrino. A un certo punto, grazie anche a Bendorì che è un ingegnere idraulico padovano, insomma, che lavorava anche su Venezia, che ci ha invitato, venite a vedere come si può fare un parco depurando le acque. Ci ha portato ad Arcada, una cittadina vicino a Los Angeles, io e il dirigente delle acque della regione, Roberto Casarin, e siamo andati in un parco. Questa cittadina, 30.000 abitanti, Arcada, aveva un parco che andava sul Pacifico. Bene, questo parco era una fitodepurazione, cioè le acque arrivavano dalla città, passavano in mezzo alle cannucce, a degli stagni dove c'era il giacinto d'acqua, a delle piante fatte apposta, gestite da un botanico che ogni periodo, ogni settimana vedeva, lavoravano per settimane dentro questo parco e uscivano pulite. Cioè è un depuratore naturale. Ebbene, la cassa di Colmata sta diventando un grandissimo depuratore, non l'unico, ma il depuratore finale del depuratore che c'è a Fusina, che è biologico, prima meccanico, fisico, poi biologico, chimico, scusate, e il biologico è la parte delle piante, diventa la parte delle piante. Un'altra depurazione già in corso, l'unico comune della provincia di Padova che ha un pezzo di laguna, Codevigo, chiedo scusa, Codevigo. Lì a Codevigo, Cadimezzo, è un enorme terreno, sono 100 ettari, è un'enormità, che anche questo qui è spiegato bene, sono due capitoli, uno per l'uno e uno per l'altro, che è già in funzione, è stato un finanziamento europeo, di cui si deve ringraziare un paio di biologi della regione che si sono veramente prodigati, in particolare una donna che è appena andata in pensione da una Gisella Penna, che ha fatto questo per anni, ha lavorato assieme al consorzio di bonifica e è diventata da una zona inutile praticamente perché era bassa e non si poteva coltivare bene perché era troppo salata, eccetera, è diventata la fitodepurazione dei comuni degli intorni. Cadimezzo. Validi esempi sostanzialmente che potrebbero essere in qualche modo moltiplicati. Sì, ce ne sono già molti che non si conoscono, c'è perfino un rifugio Bosco Nero sul Mezzaldano. Quando ho chiesto della canapa mi hanno risposto però possiamo darti una fitodepurazione, ma dove? In montagna, quasi a 2000 metri, e lì trovi un giardino attaccato al rifugio che ha eliminato, sapete quella cosa un po' brutta che ci sono spesso vicino ai rifugi, dove la fognatura fa crescere le ortiche, diciamo così. Ecco, lì è diventato un giardino, quello è il più alto, ma poi ce ne sono molti, e cito le più belle fitodepurazioni della zona dell'entroterra veneziano: Noale, un'oasi del WWF, è una fitodepurazione, una ex cava, Salzano, lo stesso, e lì attorno c'è altri boschi, tutti di fitodepurazione. Per chiudere la parentesi però mi ricollego alla cassa di Colmata, quindi primo esempio, ci è voluto tempo per capire come e quanto funzionasse. Una guerra contro il comune di Mira che non voleva assolutamente, diceva non vogliamo la discarica, ma come la discarica? Sì, perché voi portate l'acqua sporca, no, questo sto parlando di 15 anni fa, e anche una parte degli ambientalisti di Mira facevano addirittura articoli sul giornale contro il fatto di usare la cassa di Colmata per... Poi ho dovuto fare una riunione con loro,
Uno di loro ha persino fatto una tesi laurea, avendo capito il problema. Sulla fitodepurazione è stata bellissima questa svolta. E alla fine è un lavoro lungo, perché si è dovuto riscavare i ghebi, i canali, perché era stato tutto quanto pianificato. I cacciatori se la sono messa via, lì non possono andare a cacciare, è diventata una zona, diciamo, protetta, cacciano da altre parti, e un po' alla volta i comuni successivi sono stati, le amministrazioni successive sono state ben contenti. Non è ancora aperta al pubblico perché non è finito il camminamento, cioè la gente non può caderci dentro, insomma. Sì, quindi c'è però nel giro di un paio d'anni secondo me si arriverà a farlo diventare un parco anche. 4 minuti, vediamo quante cose riusciamo ancora a dire. Io farei un accenno veloce allo sport, visto che ci sono due esempi nel libro, uno legato al basket e uno più in genere a uno stadio. Vediamo da quale dei due cominciare. Allora, il basket a Verona, c'è un campo da basket fatto con 500 pneumatici. E una ditta recuperati che li ha frantumati, li ha messi, e sono proprio e chi ci gioca lì dice che si gioca meglio lì che da altre parti, e all'inizio anche lì puzza il naso. Ricordo male che hanno testato loro stessi la bontà, diciamo, di questo campo. L'hanno testato i giocatori, e adesso c'è la corsa ad andare in quel campo piuttosto che negli altri, quindi un bel risultato. L'altro, ricordami, lo Stadio Verde. Ah sì, a Sant'Angelo di Piove di Sacco. Andatelo a vedere. Era un'ansa di un fiume. L'hanno fatto diventare la tribuna di uno stadio. Addirittura. Un'architetta molto brava, francese, che si è laureata però ad architettura a Venezia, chiamata dal comune, gli ha detto: fai uno stadio. Ha detto: ma qui lo stadio c'è già. E tra l'altro guadagnando meno, perché se lo stadio c'è già vuol dire che, siccome si guadagna di solito in percentuale sulla spesa, lì ha ripreso quest'ansa, l'ha fatta diventare la tribuna, la gente si siede sull'erba invece che sedersi sul cemento, e poi c'è lo stadio sotto, Sant'Angelo di Piove di Sacco. Anche lì, attenzione, non è conosciuta questa cosa, perché andando nel paese vicino, a Piove, non ne sanno nulla. Lo sanno a Sant'Angelo, ma non lo sanno a Piove di Sacco. Altri esempi sconosciuti, che ha scoperto sconosciuti, diciamo, alla gente? Sconosciuto, il più clamoroso è il fatto che Venezia per 1000 anni ha bevuto l'acqua da pioggia. A Venezia i pozzi non sono pozzi, sono cisterne d'acqua. Se voi andate in Campo Sant'Angelo, se voi andate nella piazzetta dei Leoncini a fianco della Basilica, le vedete un po' sopraelevate. Ebbene, sono sopraelevate perché fanno andare l'acqua dai 4 tombini su una cisterna che la depura, quell'acqua piovana, con la sabbia e con la ghiaia, e poi il pozzo serve per prenderla, ma non è un pozzo, è una cisterna. Per 1000 anni Venezia, che non ha falde di acqua dolce, ha falde di acqua salata, per trovare l'acqua dolce ovviamente nel 1500 non si poteva andare a 600 metri di profondità, ha bevuto quella. Quando c'è il Morbo in furia, il pan ci manca, sul Ponte Svento la bandiera bianca, e il pan ci manca, l'acqua Venezia ce l'aveva, anche se era assediata, perché aveva i pozzi di acqua dolce, di acqua piovana. Quella è la prima bioarchitettura del Veneto, oltre alle ville eoliche. Questa è ancora più antica, comincia nell'anno 1000 o addirittura nel 900. E sapete quanti erano? Erano la bellezza, scusate la bellezza di migliaia di pozzi, scusate. Prego, se il numero esatto, comunque migliaia in ogni caso. Sono 7000 pozzi nel 1850 ancora attivi, di cui solo 157 pubblici, quelli nei campi, e gli altri in ogni villa, in ogni casa dove c'era la possibilità, mettevano il pozzo e raccoglievano l'acqua lì attorno. Questa secondo me è la cosa che non si conosce e che si è tentato di ripristinare nel pozzo che c'è nel Museo di Storia Naturale. Non si è ancora riusciti, ma prima o poi ci riusciremo. Mezz'ora davvero poca per parlare con Michele Boato di quanto contenuto in Si può fare, guida al Veneto sostenibile, 200 piccole e grandi opere da scoprire, d'altronde anche 200 opere, 200 pagine sono poche per raccontare, probabilmente, e ce lo auguriamo anche da lettori, ci vorrà appunto. Potrebbe essere il bis. Questa cosa, per cui anche questa è una cosa importante. Non abbiamo parlato di agricoltura, di piste ciclabili, di mulini e di chissà quant'altro, che tutto certo, tutto dentro c'è. Fatevi vivi. Michele Boato, com'è la mail? @tin con la n di Napoli.it. Voi mi mandate una mail, mi dite sono interessato e vi rispondo dicendo come si fa a vedere il libro. Grazie ancora, buona giornata. Grazie a voi. E buona giornata anche a voi. 7 in punto torna come di consueto domattina. Grazie e arrivederci.